Icaro, per il suo ardore giovanile, esagera, si avvicina troppo al sole, così sciogliendo la scera delle ali, cade nel mare. La cosa bella è che Dedalo non presta soccorso al figlio, e effettivamente ci riflettiamo, sarebbe stato stupido, sarebbe anche lui stato condannato alla morte. Quindi prosegue il suo viaggio e così arriva proprio qui dove siamo, proprio qui sul territorio di Caltabellotta, secondo la leggenda, in riva al mare. Dedalo, assassino in Grecia, fuggitivo e doppiamente fuggitivo dalla Grecia e fuggitivo dalla stessa Creta, è l'unica persona che muore nel suo letto, in sostanza, avendo un passato di tradimenti e omicidio. Per questo che mi piace ricordare questo mito in questa nostra terra, dove spesso e volentieri i valori sono invertiti.